Sono accusati di aver compiuto una rapina in abitazione, spaccate ai danni di sale slot e furti d'auto. In tutto 6 episodi accertati tra novembre 2016 e gennaio 2017 nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone. I carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, su mandato della Procura, hanno arrestato nelle prime ore di mercoledì i componenti di una banda, 5 cittadini italiani di etnia Sinti, residenti tra la Marca e il Vicentino. Al termine di una complessa indagine sono finiti in manette un 20enne di Gorgo al Monticano, zio e nipote di 49 e 29 anni di Montebelluna, un 22enne di Rosà in provincia di Vicenza e un 27enne di Vedelago. Quest'ultimo era già destinatario di un'ordinanza di carcerazione, dovendo scontare oltre 2 anni per furto e resistenza a pubblico ufficiale, ma tutti i soggetti hanno precedenti a carico. L'attenzione ovviamente deve essere sempre massima, soprattutto per quanto riguarda i reati predatori. Da lì quindi quell'attività che stiamo facendo e più volte ne abbiamo parlato, che è quella della massima proiezione esterna finalizzata a avere quanto più possibile un'attività preventiva che possa ancora prima, ancora più efficacemente scongiurare la commissione dei reati. Il fatto più grave risale al 19 novembre dell'anno scorso a Castelfranco Veneto. I malviventi erano entrati nottetempo a volto scoperto nella casa di un impiegato quarantenne e della moglie. In un'abitazione dove i soggetti muniti di un cacciavite hanno ferito all'avambraccio il proprietario dell'abitazione e dove hanno anche minacciato, mediante toccandosi la cintura, l'uso di un'arma, che ovviamente non è stata estratta. La loro determinazione è venuta fuori perché sapevano che potevano trovare qualcuno in casa, ma ciò non li ha fermati e loro sono entrati comunque e poi hanno affrontato il proprietario al fine di recuperare il bottino. Arraffati 2.500 euro, telefonini e altri apparecchi elettronici, i rapinatori si erano dati alla fuga, ma ai 5 sono stati attribuiti anche 3 colpi ad altrettante sale giochi, una a Pramaggiore nel Veneziano a fine novembre 2016 e 2 in provincia di Pordenone, ad Azzano X e a Zoppola a dicembre. In totale i malviventi avevano raccolto un bottino di 15.000 euro in contanti, 4.000 euro sotto forma di tabacchi e 3.000 euro di gratta e vinci, senza contare gli ingenti danni provocati sfasciando le vetrine a colpi di piccone e mazza. Il gruppo agiva sempre con notevole determinazione e velocità, arrivando sul posto e poi dileguandosi rapidamente anche grazie ad auto di grossa cilindrata. 2 in particolare erano state rubate allo scopo proprio in quel periodo, una Mercedes a Conegliano e una Toyota Celica a Quinto di Treviso. Gli investigatori sono risaliti alla banda mettendo insieme svariati elementi a partire dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'indagine ha coinvolto diversi reparti dell'Arma sul territorio, oltre che, nell'ultima fase, le unità cinofile di Torreglia e gli elicotteri del 14° NEC di Belluno. Certamente la collaborazione fra i reparti dell'Arma è un fattore indispensabile per la buona riuscita delle indagini, a maggior ragione quando si fa parte dello stesso comando provinciale. In questo caso il reato più importante, fra l'altro, che è stato anche quello che ha dato il via alle indagini, è stato commesso a Castelfranco, però i presunti autori fin da subito erano stati individuati come soggetti residenti o comunque in quel momento domiciliati nel territorio della nostra compagnia. Quindi è stata l'ennesima dimostrazione che la collaborazione fra comandi Arma ha portato ottimi risultati.